Positivo al tampone rapido antigenico, scatta l'isolamento per il sindaco di Vigo d'Arzare Adolfo Zordan. Il primo cittadino si sentiva un po' debole e così ha deciso di sottoporsi 2 giorni fa al test rapido che sistematicamente viene eseguito sui dipendenti comunali dopo che 3 settimane fa era risultato positivo il vice sindaco. Il risultato è arrivato in pochi minuti, il sindaco si è subito sottoposto anche al tampone molecolare per la conferma e nel frattempo si è messo in quarantena a casa. Al momento è asintomatico, si sente solo stanco e avverte qualche dolore muscolare alle ossa. Nella notte ha avuto un paio di linee di febbre che in mattinata è fortunatamente scomparsa. Quando uscite, quando andate a parlare con le persone, a parte la distanza, tenetevi sulla mascherina, non abbassatela, perché molti di noi la tengono su, ma qualcuno per parlarci, forse perché ha paura di non esprimersi bene o qualcos'altro, la abbassa quando parla ed è molto ma molto pericoloso, perché sappiamo benissimo che non tutte le mascherine hanno la capacità di filtro che sia il 100%. Perciò uscite quando è necessario e tenete la mascherina giù e rispettate le distanze. Vi posso garantire che non è un percorso facile, solo a saperlo che ce l'hai.